Centri commerciali d'Italia e Croce Rossa Italiana insieme per una grande campagna di solidarietà nazionale. Si è conclusa oggi con la seconda domenica di raccolta fondi all'interno di oltre 300 centri commerciali dello Stivale, l'iniziativa per finanziare l'acquisto di nuove ambulanze da mettere a disposizione delle comunità locali. In Veneto sono state 23 le grandi strutture coinvolte nella campagna di solidarietà, 4 a Verona, Porte dell'Adige, Corti Venete, La Grande Mela e Adigeo. Noi siamo stati proprio qui, ad Adigeo, dove abbiamo incontrato i volontari della Croce Rossa, impegnati nelle dimostrazioni e nelle attività di sensibilizzazione del pubblico. Sì, è un'importante iniziativa dove ci vede in più di 314 centri commerciali e questo ci ha portato la collaborazione con CNCC che ci ha dato la possibilità di entrare ma soprattutto di essere partecipi di questa gara di solidarietà che servirà per l'acquisto poi con la finalità di acquisto di mezzi. Tra le varie attività proposte durante la giornata anche simulazioni di intervento in caso di emergenza come il massaggio cardiaco. Sì, fa parte appunto delle campagne preventive. In questo caso abbiamo un manichino attraverso il quale è possibile vedere e sperimentare le manovre del BLS. Una delle caratteristiche di Croce Rossa è che sempre più giovani sono interessati ad entrare nell'associazione come volontari. La cosa bella di Croce Rossa è che si può diventare volontari già dai 14 anni. Ovviamente i ragazzi che entrano si concentreranno nelle attività rivolte ai giovani stessi, perché noi giochiamo molto sul fatto che siamo giovani e vogliamo andare a parlare ai giovani. Le attività che facciamo sono molteplici, sia dal punto di vista della salute, ma anche facciamo attività di bullismo, di protezione ambientale. Dopo chiaramente crescendo si può continuare un percorso anche formativo e di crescita personale all'interno dei giovani di Croce Rossa, oppure comunque si può continuare nelle varie attività che portiamo ogni giorno sul campo. Tra i giovanissimi volontari abbiamo incontrato anche Alessandro, 14 anni. È stata una scelta innanzitutto personale perché imparo molte cose che possono servirmi proprio anche nella vita e poi mi piace aiutare le altre persone e penso che è un'esperienza molto positiva. Catherine Berling, manager di Adigeo, ci ha spiegato come il centro commerciale sia sempre più luogo di aggregazione e punto di incontro di persone, di conseguenza vetrina per iniziative a sfondo benefico come quella di oggi. A confermarlo anche un imprenditore presente e attivo all'interno di Adigeo. Il centro commerciale sta diventando un momento di aggregazione soprattutto per i giovani ma anche per una fascia età medio-alta. La domenica si trovano qui da noi, bevono l'aperitivo, fanno la pausa pranzo e è molto facile anche la sera che si trovano con le famiglie per la passeggiata, per il shopping.